Benvenuti a questa nuova puntata della rubrica Parola Mia, dove cerchiamo di spiegare i termini napoletani che spesso dimentichiamo, usiamo e non sappiamo il significato. Il termine che usiamo oggi è vastaso, il è proprio un vastaso, un termine un po' offensivo. Vediamo che ne pensano tutti i nostri amici. I vastasi sono quella gente che lavora nei mercati ortofrutticoli, cioè lei capisce napoletano, no? Allora, che là che pesano esporta i melloni, tutte queste robe, si chiamano i vastasi. E che significa vastasi? Però ti posso dire tante e tante di cose. No. Bastaso, non Boris. Bastaso. Bastaso è quello là. Li piglia quelli là che pigliano le carrette. Le carrelle. Questi qua, quelli napoletani. Bastaso. Che significa? Tante e tante di cose. Non lo so. Nei mercati con la carretta che vanno a caricare e a scaricare, quello è bastasso. Sempre simpatiche, anche un po' irriverenti a volte le risposte dei nostri amici, che vediamo che un po' il popolo napoletano ha dimenticato o non ricorda le parole che fanno parte della nostra storia e della nostra cultura. Il termine vastaso, quello è proprio un vastase, è un termine offensivo per una persona volgare, antipatica, con i modi bruschi, e questo termine non appartiene sicuramente alle persone che abitano nel Vasto, non c'entra proprio niente, ma viene praticamente dal latino bastardo, che era il facchino che trasportava dei grossi pesi. Praticamente tutte queste persone che lavoravano poi al mercato venivano quasi sempre dalle campagne ed erano un po' trogloditi, ignoranti, senza grossa educazione, erano molto robusti, erano i vastase. Praticamente da vastaso a bastaso, perché come noi sostituiamo spesso la V con la B nel napoletano, come barca diventa varca, bacio diventa vaso, eccetera, eccetera. Questi uomini grossi e robusti, quando non c'erano dei carichi importanti da spostare, per guadagnare i soldi nelle giornate di pioggia trasportavano a cavalcioni le persone attraverso le pozzanghere, quindi erano anche detti passalava. E quindi alla fine da questi bastasi, che li abbiamo fatti diventare vastasi, il napoletano intende persone antipatiche, scostumate, con i modi rozzi e volgari. Parola mia.